Agrigento ricorda la Shoah. La famiglia ecclesiale di vita evangelica Opus Matris Verbi Dei organizza una serie di iniziative in memoria dell'Olocausto degli ebrei. È un'iniziativa che abbiamo organizzato proprio perché il 18 settembre si ricordano i 75 anni della promulgazione delle leggi razziali e proprio in questa occasione vogliamo sensibilizzare e fare una riflessione insieme a tutta la popolazione di Agrigento e nei dintorni in cui è stato manifestato un po' questa iniziativa proprio perché c'è necessità di fare memoria e di ricordare. Non è mai troppo, il ricordo è soprattutto la presa di coscienza di tutto quello che è stato fatto e di quello che invece ancora possiamo fare perché questo non si ripeta. Nei locali del Bread and Road è stata allestita una mostra fotografica che racconta la tragedia consumata nei campi di concentramento e aperta sino al 26 settembre. Ieri sera invece si è tenuto un incontro con il rabbino Stefano Di Mauro dal titolo L'Olocausto nella storia. Per riflettere sulla capacità dell'uomo di essere una persona divina, in un certo qual senso, e anche demonica, demoniale. È una cosa incredibile, ma il cervello umano porta l'uomo a fare delle cose incredibili. Così come certamente ci sono delle persone e delle organizzazioni che fanno tanto bene all'umanità e si distinguono per questo, ci sono invece l'opportunità e la possibilità di fare del male gravissimo a tutti quanti i propri simili. Quindi a cominciare non soltanto dagli ebrei, ma a tutti quanti coloro i quali si trovano in una situazione di minoranza e in qualche modo di dipendenza. Prossimo appuntamento martedì 24 settembre alle 19 con una conferenza tenuta da Enzo Di Natali sul tema L'attualità del pregiudizio razziale nell'odio alla vita.